Quella cuciniamo insieme ad Andrea. Panino chi panelle. Curiosi? E allora, amonin in cucina. E rieccoci qua al nostro appuntamento goloso. Oggi vi presento uno di quei piatti che rappresentano al meglio la mia città, che è la città di Palermo. Sto parlando delle panelle, le famosissime panelle, veramente penso che siano conosciute in tutto il mondo. Devo fare una piccola premessa. Io sono molto, ma molto legato alle panelle, perché i miei ricordi di infanzia, io vengo che si chiama Isola delle Femmine, un paesino vicino Palermo, e da scuola e con i miei compagnetti era appuntamento fisso fermarci nella piazza di Isola delle Femmine. A piano terra c'era una delle migliori fioriere di Palermo e provincia, ma si limitavano a fare soltanto panelle. E una signora meravigliosa, una vecchietta, la signora Rosa, allora aveva intorno ai 90 anni, tutta vestita di nero, con l'attrosi nelle mani, tutte le dita storte, gioia mia, di una dolcezza infinita, faceva le panelle all'antica. La sorella, un po' più giovane, 80 anni, le cuoceva in padella, poi le passava a lei e lei, con una maestria incredibile, le metteva su delle formine in legno, le spalmava, dava la forma e le buttava immediatamente in olio bollente. E allora si usava mangiare mezza mafalda, che è una tipologia di pane palermitano, oppure una mafalda. Ed era zona di ritrovo di noi scolaretti e i muratori che avevano la pausa pranzo a quell'ora, che si mangiavano una mafalda. Di fare questo piccolo racconto perché è un legame, è un sentimento che ho verso questa meravigliosa donnina che ahimè ovviamente oggi non c'è più, e mi andava di condividerlo con voi, quindi mi perdonerete se sono stato un po' prolisso, come dice qualcuno, ma mi andava di farlo e a cui ci piace ditino e se vuole levare degli scatole, perché non me ne fotte niente, altro che tu facci all'interno della ricetta, fare il prezzemolo per bene e tagliarlo grossolanamente, non deve essere tagliato piccolo piccolo, il prezzemolo in questa ricetta va viso e va sentito. Allora, iniziamo a prepararci le basi perché poi quando andremo a fare le panelle saranno delle procedure abbastanza veloci, quindi non posso... Eudene Mila, pentola, doppio fondo, mi raccomando, frusta e inseriamo all'interno la farina di ceci. Cosa fondamentale, per esempio, per un'ottima riuscita delle panelle, è che la farina non faccia grumi. Quindi questo è un passaggio importantissimo. Da quanto se faccio? Non ne caccia su grumi, c'è su balato una. Mannaggia. Allora, nel momento in cui io l'andrò a cuocere, perché questo impasto verrà cotto, abbiamo poi poco tempo per poterlo mettere in forma e poi ricavarne le panelle. Anzi, quello che potete fare sono due. O se avete un ripiano in marmo, come ho io userò questo, o un ripiano in acciaio, potete prendere l'impasto su questo ripiano e poi con una spatola lo andrete a livellare. Oppure prendete uno stampo da plum cake che tutti quanti abbiamo a casa, mettete l'impasto all'interno dello stampo da plum cake, pressate per benino lo stampo da plum cake, possibilmente quello antiaderente, oppure rivestite i bordi con un filo di olio, non è un problema. E lo fate addensare all'interno. Comunque oggi userò il mio ripiano di marmo perché è molto ma molto meglio. Okay? Al centro facciamo un piccolo foro di sale e inseriamo pian pianino l'acqua al centro. Quindi poi con l'aiuto di una frusta, pian pianino la andiamo ad allargare. Adesso vi faccio vedere come. Vedete, dobbiamo stare attenti a non formare grumi. Nel frattempo che sciolgo bene bene i grumi, invito tutti quanti a mettere un like, lasciare un commento, anche un semplice sorriso è più che gradito, ma più che altro, se vi piace, condividete questo video. Iscrivetevi ovviamente al canale e aiutate così a far crescere il mio canale YouTube. Fatto quest'altro spot pubblicitario, trasferiamola su un fuoco medio-basso e a mescolare in continuazione con la frusta. Questa operazione durerà intorno ai 30-35 minuti, massimo 40 minuti, si comincerà ad addensare, vedete? Bene, adesso proprio il fuoco più basso che avete e sostituite la frusta con un cucchiaio di legno a punta piatta. Ecco, questo. E girate in continuazione. Dobbiamo fare addensare bene bene. Siamo quasi. Quando vedete che l'impasto si stacca tranquillamente dal tegame, ma più che altro quando lo lasciate riposare comincia a sbuffare il fuoco, e inseriamo il prezzemolo. E mescoliamo bene bene il tutto. Adesso c'è questa fase, è una fase di rapidità. Quindi io adesso mescolo bene il prezzemolo e lo vado a stendere immediatamente prima che si raffreddi e quindi diventi ingestibile sulla mia base in marmo. L'impasto deve essere di uno spessore intorno ai 4 mm. Benissimo, disteso il nostro impasto. Ok, adesso che si è raffreddata possiamo definire i bordi. Quindi con un coltello li andiamo a togliere, questo non buttatelo. Vedete cosa faremo.
Ok, adesso andiamo a tagliare. Prima a metà, giusto per avere le panelle un po' tutte uguali. Poi anche qui la misura della panella è molto facoltativa, l'importante è lo spessore. E le andiamo a tagliare in questo modo. Questo è lo spessore. Una cosa importante delle panelle è l'elasticità, vedete? Si piegano ma non si rompono. Nel momento in cui la panella, facendo che si dovesse spezzare, vuol dire che non è una buona panella. Diffidate da chi dice il contrario. La panella deve essere elastica. Lo spessore l'avete visto? Abbondante olio. Sul fuoco portiamolo a 180 gradi e le dobbiamo semplicemente friggere. La cottura, la panella deve avere, si dice, una camicia esterna croccante di proprio pochi micron, non millimetri, mentre all'interno deve rimanere morbida e succosa. Quindi poi quando l'andremo a mordere sentiremo questo leggero crunch e poi gusteremo la morbidezza della nostra panella e portiamola a temperatura. E nel frattempo prepariamo avaisieda o muffoletta, chiamatela un po' come volete, tipico pane per questo prodotto. Ovviamente a Isola si usava la mezza mafalda, ma solitamente la stragrande maggioranza di panellari predilige avaisieda o muffoletta. Se volete la ricetta della muffoletta, vi lascio il link in descrizione perché è uguale e noi la usiamo a muffoletta fondamentalmente per il periodo dei morti. Però se fate una pezzatura un po' più grossa viene fuori la paisiena, quindi un stesso un paio facevano cose. Questo è molto made in Palermo. Un stesso molto un segna al chiancere, come si suol dire. Allora, bando alle ciance e passiamo alla frittura. Mettiamo giù la prima panella. Ed ecco qui la nostra panella. Massimo 2 minuti in olio bollente, perché già comunque è un impasto cotto. Vedete che c'è questa parte superficiale croccante e all'interno però resta morbida e la andiamo a mettere su carta assorbente. Perfetto, le nostre panelle sono praticamente pronte, soltanto poco di sale sopra perché gradisce un po' di limone, altrimenti niente, e si può con sale a bella vaisieda. Ma vi ricordate che vi avevo detto di mettere da parte tutti i pezzettini di ritaglio quando ho ricavato le panelle? Bene, in palermitano c'è rascatura. La rascatura, onestamente, è quella che resta della cottura delle panelle, che qualche pezzettino si stacca e sono delle piccole imperfezioni, delle piccole palline, chiamiamole così, di panelle, si raccolgono a scomarola e si mangiano. La rascatura fondamentalmente è quella, ma se uno la vuole rendere un po' più ricca, perché obiettivamente pochissime parti delle panelle si staccano, quindi ne viene veramente poca, può aggiungere tranquillamente tutti i pezzami del ritaglio della panella, che adesso io andrò a prendere in questo modo e li andrò a tuffare in olio bollente nel coppo di carta e si mangiano in questo modo. Una prelibatezza. Ed ecco qua la nostra rascatura, bella pronta. La facciamo asciugare dall'olio in eccesso su carta assorbente, saliamo un po' di limone ed è pronta da mangiare.